breve, anche perché credo che poi qualcuno vorrà fare delle domande. Intanto devo dire che è davvero una splendida giornata. Queste giornate autunnali così le abbiamo solo a Genova, insomma, diciamoci la verità. Non solo a Genova, anche in altre città, ma è un privilegio di cui godiamo in maniera talvolta un po' disattenta. Bisogna considerare quanto conta per questa città la sua bellezza. Lo so che i genovesi sono un po' rustici, ruvidi, non si parla di queste cose, è quasi romantico parlare di bellezza, insomma, si tace la bellezza. Però, insomma, alla fine, dopo che parliamo di traffici, di porto, di traffico, di necessità di crescita, di attività legate alla città, eccetera, eccetera, prima o dopo bisogna anche che oggi parliamo un attimo di questa cosa imprendibile che si chiama bellezza della città. Questo lo voglio dire subito. Genova gode di un privilegio geografico di cui pochi sono consapevoli. Cioè, basta guardare la carta geografica. Io lo continuo a dire, mi sembra un po' persino infantile, ma guardatevi, tornate a casa, la carta geografica dell'Europa, guardatela bene, del Mediterraneo. Il privilegio di cui gode Genova non è un privilegio di oggi, è un privilegio millenario. È la ragione per cui Genova è sempre stata al centro dei traffici del Mediterraneo, per cui Genova è la grande città che è sempre stata. Guardate bene, scoprirete che pur essendo in mare, Genova è più o meno al centro dell'Europa. Sì, certo, esatto. Provate a guardatela, sarete sorpresi. È al centro dell'Europa, pur essendo in acqua. Insomma, questo intanto è un privilegio che ci viene da lontano ed è un privilegio che ha fatto sì che Genova sia diventata quella che è oggi, una città straordinaria, bellissima e anche ricca, diciamoci la verità. Il porto è uno strumento fantastico, è la macchina di Genova. C'è anche, naturalmente, non dimentichiamolo, un turismo che ci onora perché è un turismo colto il nostro. Io adesso non voglio fare paragoni con nessun'altra città, ma qui Genova non si è mai svenduta, insomma, dal punto di vista turistico. È persino un po' troppo restia, diciamoci la verità, un po' troppo rustica, però è un valore. Quindi Genova è certamente una città che ha un grande destino turistico, abitativo naturalmente. Basta che i trasporti pubblici regionali siano un pochettino più efficaci, ecco che Genova diventa fatalmente il luogo di residenza ideale per metà del nord Italia. Però non dimentichiamo che il porto e il mare sono centrali a Genova, sono la macchina per cui Genova è la città che è, in tutti i sensi. Non soltanto perché il porto è un grande porto, ma anche perché Genova è una città di tolleranza. Io l'ho già detto tante volte. Guardate nelle pinacoteche della città, troverete che c'è sempre, nei ritratti di famiglia c'è sempre gente di colori diversi, di fatture diverse. Genova, assieme ad altre città italiane, in particolare Venezia, è la prova vivente che la diversità non è mai stata un disvalore, è sempre stato un valore. È sempre stata capace di fondere queste cose. Persino la città è fatta così. Basta andare in giro a guardare i nostri monumenti. Il mare è sempre stato centrale. Perché vi faccio questa lunga cosa, poi la smetto subito perché potrei andare avanti tutto il giorno, ma ve lo faccio per dire che quindi un progetto sul waterfront, poi chiamiamolo un po' come vogliamo, l'avevo chiamato allora blueprint perché è un termine tecnico, blueprint, indica un'idea al suo inizio, oggi non è più un'idea al suo inizio e quindi giustamente è stato chiamato waterfront di Levante. Perché occuparci del waterfront? Ma per questa ragione. Perché ha a che fare col porto, ha a che fare con la trasformazione da parte della città che è in trasformazione, perché il porto evolve, cambia, c'è quella splendida struttura che è la Fiera del Mare che va mantenuta, va rivisitata, va ripensata in termini più attuali, ma poi anche perché è sorgente di bellezza, non c'è niente da fare.
La città vive di questa bellezza. Lo so, lo ripeto, poi la smetto perché lo so che fa un po' ridere, perché noi genovesi di queste cose un po' intime non ne parliamo volentieri, stiamo zitti, non parliamo mai di queste cose. Siamo rustici, siamo un po' selvatici. Però guardatevi fuori. Io arrivando istintivamente non prendo mai l'ascensore, passo sempre dentro a questi palazzi perché sono di una bellezza straordinaria. La luce, il mare è il mare, ma è anche la luce, la vibrazione della luce. Insomma, è quella cosa imprendibile che si chiama bellezza di una città, insomma, non c'è niente da fare. Insomma, non è mica una cosa da niente. Allora, questo progetto nasce molto semplicemente da constatazioni pratiche molto concrete, ma poi anche sotto sotto da questa idea che se riusciamo a rinforzare la bellezza di questa città, rendercene conto, non darla per scontata. Vedete, c'è un problema, alla bellezza ci si assuefa, si chiama assuefazione alla bellezza, e dopo un po' non te ne accorgi più, devi proprio andartene via, per poi guardando da lontano accorgerti che questa città è bellissima. È un po' quello che faccio io. Non vado via solo per allontanarmi e vedere quanto è bella Genova, anche perché devo fare delle cose, però insomma ogni volta che ci torno ti rendi conto di questo valore, che a volte questo stesso discorso si può fare per un intero nostro paese, per l'Italia. E l'Italia è un paese alla cui bellezza ci siamo un po' assuefatti. Vabbè, adesso basta. Di cosa parliamo oggi? E sono felice di essere qui, davvero felice. Perché parliamo di una cosa di cui si parla, non si parla spesso, del bene comune. Il bene comune. Si parla del bene comune. Questo progetto è fatto esattamente soltanto per il bene comune della città. Ed è stato concepito, l'abbiamo chiamato Blueprint 2 anni fa, esattamente 2 anni fa più o meno, eravamo qui con altri interlocutori, anzi no, il Presidente Totti c'era già. E poi sono passati 2 anni, ma non sono passati inutilmente, vedete, perché in questi 2 anni c'è stato l'arte dell'ascolto e quella del parlare, del confrontarsi. Naturalmente l'arte dell'ascoltare è complicata. Intanto perché bisogna vedere cosa dice chi parla e poi bisogna vedere cosa capisce quello che ascolta, è ovvio. Ascoltare non significa obbedire, ma significa ascoltare per fare progetti migliori. Questa si chiama politica, la polis. Io non sono un politico, come voi tutti sapete, ma l'architettura è polis, è città, è politica, anche. E quindi ascoltare in questi 2 anni è stato prezioso, perché si ascolta quando si fanno i progetti, non per ubbidire, non per fare quello che la gente richiede, ma per capire. Non si ascolta per convincere, persuadere, si ascolta per capire, e su 10 cose che ti senti dire, state tranquilli, almeno 5 interessanti ci sono e 2 o 3 piuttosto buone ci sono sicuramente. Quindi questa è l'arte di fare i progetti. Quindi le differenze che scoprirete tra poco, avrete i documenti a disposizione, ci sono dei documenti che vengono, sono differenze che sono dovute a questo fatto. Non è l'arte del compromesso, come spesso viene vista questa attività, è l'arte del capire, del rispettare e del fare la cosa giusta. Allora, molto brevemente, il progetto è quello di prima, è una passeggiata di 2 km e 200 metri dalla Porta Siberia alla Foce. In pratica si riporta l'acqua dove già c'era, dove c'è sempre stata, fino a tutto il 700 e una buona parte dell'800. Lì c'era l'acqua. Poi è stata costruita il porto, in particolare la penisola dei bacini, che vedete lì in questo disegno. Poi sono state costruite lì la zona del porto dove ci sono manutenzioni navali, poi è stata costruita la fiera, però sostanzialmente si tratta di riportare l'acqua dove c'è sempre stata, a partire dalle mura di Malapaga, che è subito dopo Porta Siberia. Il progetto è diviso in 2 fasi, quella di Levante, di cui parliamo in particolare oggi, e che è 1 chilometro e 100 metri, ecco, un po' più di 1 chilometro di passeggiata.
Parlo di passeggiata perché la riscoperta del mare, e mi lega a quello che dicevo prima a proposito di bellezza, è legata anche al fatto che si è sull'acqua, si ritrova l'acqua dove c'era. Piccolo dettaglio, queste opere marittime sono molto meno costose di quelle peraltro necessarie di fare dei moli a 300 metri da terra, cioè qui si tratta di scavare dove già c'era l'acqua. Questo è importante notarlo perché non è affatto un progetto gigantesco questo, anzi lo definirei un progetto di rammendo, come mi piace rammentare, è un progetto di rammendo. A Genova lo sapete tutti, si dice sempre chi non si stragia niente, non si spreca niente, ecco. Siamo su quel livello lì. Si tratta di opere marittime abbastanza semplici perché si tratta sostanzialmente di riportare l'acqua dove già c'era. L'ho già fatto in altre città, a Oslo, in molte altre città l'abbiamo già fatto e lo so per esperienza. Quindi si riporta l'acqua dove già c'era. Questa passeggiata non è soltanto una passeggiata quindi che riporta il mare alla città ottocentesca, insomma a tutta la città. È stato fatto già tanti anni fa con il progetto per le colombiane e lì prontamente, da bravi genovesi, qui non si spreca niente, usaste voi politici, che allora non eravate voi, erano altri i politici, ma molto responsabilmente riuscirono a inventare, io fui semplicemente l'accompagnatore di questa impresa, ma insomma si sfruttò, parola brutta, si approfittò, anche questa un po' brutta insomma, ma si fece uso diciamo dell'occasione colombiana per fare una cosa che è rimasta alla città, che io sappia è l'unico caso di mostra, di celebrazione che abbia prodotto qualcosa, che non abbia sprecato niente. Beh, allora un miracolo avvenne, ne parlo con orgoglio, ma mica perché sono stato io a farlo questo miracolo, è stato fatto dalla politica della città, dall'intelligenza della città. Beh, però è importante perché la città ha ritrovato sbocco sull'acqua. Beh, qui si tratta di fare la stessa cosa da Porta Siberia fino alla Foce. E quindi di qui viene l'idea, che non è mia, ma è di questo gruppo di persone che sono qui, poi indovinate voi chi, ma di chiamare questa passeggiata Corso Italia, molto semplicemente. Corso Italia comincia, come voi sapete dove comincia, e potrebbe benissimo finire alla Porta Siberia. Cioè è un pezzo di Corso Italia che continua. Lungo questa strada, che è una passeggiata, naturalmente si trova la fiera, si trovano le riparazioni navali, si trovano i bacini, si trova la parte operosa della città. Corso Italia è più aperta al mare. Quando si arriva lì si entra nel porto, quindi si coglie la natura profonda della città. L'acqua di Genova non è un'acqua balneare, o lo è anche un pochettino, ma è un'acqua operosa, è un'acqua di lavoro, è l'acqua che per migliaia d'anni è servita per commerciare, per lavorare, per produrre. Quindi questa idea di continuare questa passeggiata, forse non cambia nemmeno il nome, è proprio naturale, continua, si trasforma e arriva fino alla città. Lungo questo percorso c'è una cosa importante, nuova non di ieri ma abbastanza nuova, che si chiama la nuova Darsena. A Genova c'è già una vecchia Darsena che tutti conoscono, beh ce n'è una nuova che è quella lì dove c'è la fiera. Beh, è importante perché tra tante cose, naturalmente il porto, poi io non sono io che devo parlare di queste cose, e forse più il presidente del porto, ma guardate che il porto di Genova è una macchina straordinaria. E non solo sul piano economico, su tutti i piani. È una macchina straordinaria. Una macchina così straordinaria ha bisogno di una fabbrica del porto, cioè di manutenzione. I bacini sono lì. Non è ancora chiaro se ci sarà un super bacino, non hanno molta importanza. Questo che io faccio oggi assieme ai collaboratori è la donazione di un'impostazione generale sulla quale poi bisogna lavorare. Certamente questi bacini dovranno essere protetti perché tra le voci che si sono levate giustamente sono quelle della protezione, diciamo, ambientale di quella zona lì. Quindi è chiaro che l'ascolto è stato fatto anche in questo senso. I bacini hanno però bisogno di un po' di aria a terra perché non c'è un solo bacino in tutto il
mondo che non abbia proprio niente a terra, ha bisogno di un bel supporto, e vedrete allora che è stato dato un po' di supporto, è stato dato un po' di spazio di più ai bacini, in modo che, dove siamo laggiù, lo vedete là, mi pare che siano un po' più di un ettaro, e è stato invece aperto, perché così sembra più logico fare, lo spazio davanti allo Yacht Club, tanto per capirci, cioè quel tombamento in realtà veniva da una necessità allora individuata di aree che poi in realtà, a guardare meglio, non era necessario ottenere in quell'ampiezza. Era importante dare un po' di spazio ai bacini e un po' di spazio alle riparazioni navali, ma lasciando quello spazio aperto di mare, che è una larghezza ampia, è più di 100 metri, quindi continua ad avere questa apertura. Non solo si migliora il movimento delle acque, poi naturalmente devo essere breve perché se no diventa lunga, ma ovviamente non vi sfugge l'idea, il fatto che questo portare l'acqua vicino a terra, vicino al corso Reggio Saffi sostanzialmente, vicino alla città, significa anche fare attenzione che ci sia circolazione d'acqua, evidentemente. Quindi sotto il punto di vista ambientale, l'ascolto delle reazioni che sono state in città, l'ascolto intelligente, attento, hanno condotto a questa idea. E altre modifiche enormi non ci sono, se non il riconoscere che, ancora più chiaramente, che la Fiera del Mare e il quartiere nautico è comunque un grande assetto della città. È molto importante che si reinventi, come è giusto che sia, ma che non solo sopravviva, ma prenda spazio. Una vera e propria città della nautica, dove lì, sappiate, lo sapete forse già, che Genova è comunque uno di quei luoghi dove è preferibile portare le barche a fare manutenzione, anche perché anche qui a Genova c'è di tutto, come si dice, no? Genova è una città straordinaria. Guardate che in questa fabbrica del porto, tra i bacini e il resto, c'è di tutto. Anch'io molto modestamente ho una barca a vela, ma guardate che quando c'è bisogno di un pezzo tornito un po' complicato, di un pezzo d'acciaio che non si trova altrove, a Genova si trova. Quindi che Genova sia un centro del Mediterraneo, delle attività nautiche e di manutenzione, è sicuro. Quindi queste modifiche sono modifiche che portano a rinforzare ancora di più questo aspetto, che cioè da qualche parte a Genova, vuoi come riparazioni navali, vuoi come bacini, vuoi come quartiere fieristico e quartiere nautico, queste attività prendono molto spazio. Ancora poche cose, poi smetto. Modifiche, sì, si costruisce meno di prima, cioè rispetto al blueprint che dimentichiamo, il waterfront di Levante di oggi costruisce meno, si demoliscono circa, i numeri ci sono esatti, si demoliscono circa 70.000 metri quadri di costruito e si costruiscono invece 50.000, quindi c'è una differenza in meno di 20.000 metri quadri circa. Quando si parlasse di metri cubi sono enormemente diversi, perché i metri cubi di oggi dei padiglioni sono enormi, sono edifici, ogni metro quadro c'hai 8-10 metri di altezza, invece stiamo così. Quello che si avrà in questa zona, la zona più a levante, si avranno quindi residenze per circa 15.000 metri quadri, una residenza di tipo alberghiero misto legato, grazie, legato anche al fatto che a volte gli alberghi oggi funzionano anche da residenza temporanea, sono 15.000 metri quadri, deve essere subito detto, cioè non è un quartiere residenziale di lusso, semplicemente sono attività residenziali legate all'accoglienza. Ci sono 7.000 metri quadri di attività commerciale, 7.000 metri quadri di aggiuntivi al fieristico, che naturalmente resta, c'è tutto il padiglione blu, tanto per capirci che resta. Ci sono le attività del Palasport, il cosiddetto padiglione S, sono 30.000 metri quadri, ma quelli ci sono già, non si demoliscono, non si ricostruiscono. E poi ci sono 24.000 metri quadri di terziario, che sono collocati vicino tra il padiglione S e il padiglione blu.
Ecco, questo totale per l'appunto fa 50.000, ma considerando tutte le demolizioni, insomma, non è un progetto di cementificazione, è un progetto di decementificazione. Non lo dico per una questione di principio, perché è così. Qui nessuno cerca di far quattrini immobiliarmente, si tratta di fare un'altra cosa, intanto di farlo, di renderlo fattibile e poi di farlo per il bene comune della città, quindi portandoli in un'attività che estende l'attività civica della città. Questo parlando di costruzione. Parlando invece di superficie coperta, diciamo così, che non vorrei usare questa brutta parola tombamento, ma insomma i riempimenti sono molto inferiori alla liberazione dell'acqua, cioè alla fine il bilancio finale è che avremo 90.000 metri quadri d'acqua e 70.000 sono i riempimenti in totale, compresi quelli che sono necessari. Quindi c'è una differenza di 2 ettari in più di acqua che ritroviamo. Quindi anche dal punto di vista dei rapporti tra le parti che diventano, cioè tra il terreno costruito o quello invece che diventa acqua, il rapporto è questo. E ultimi numeri ve li devo dare perché naturalmente avendo io una barca so benissimo, lo vivo, ogni volta che vengo a Genova appena posso io vado in barca, quindi vado subito lì. I metri lineari di ormeggi io quasi quasi li conto ogni volta che vengo a Genova, non è proprio così, ma oggi in quest'area ci sono circa 6.000 metri quadri, un po' meno di 6.000 metri lineari di ormeggi. Il progetto prevede un po' più di 7.000 metri lineari di ormeggi. Quindi anche da quel punto di vista naturalmente ci deve essere una ridistribuzione, perché le barche sono come un fertilizzante per me. Cioè questa passeggiata lungo la quale trovi le barche, che non sono i grandi yacht, ci saranno anche dei grandi yacht, viva Dio, perché ci sfogliano anche quelli, ma sono un po' più in là. Ma la città è una città di mare, che ha perso il mare un bel po' di anni fa. Ce lo vogliamo riprendere e vogliamo riprenderlo fino alla foce. Quindi queste barche diventano esattamente il fertilizzante di questa passeggiata. Tra l'altro più sono piccole meglio è, evidentemente, perché sono abitate, se no diventa un parcheggio di barche. Questo è importante che lo dica, perché se no nascono Ecco, questo anche è un elemento, se mi chiedete cosa è cambiato nel frattempo, in questi 2 anni è stato messo a punto tutto questo lavorio, che non è io faccio dei numeri così, generali, ma in realtà ha a che fare col fatto che ci sono delle ben precise attività, quelle del club, quella della Lega Navale, quella di tutti i vari gruppi pescatori, rowing, eccetera, eccetera, e sono state analizzate attentamente. Bene, io smetto perché avevo promesso una brevità che poi non ho avuto, ma naturalmente sono tante le cose da dire. Un'ultima cosa, io non voglio che ci sia un malinteso sul fatto che oggi si fa questa donazione non è che mi fermi lì, ma sostanzialmente questo deve essere il mio contributo, è la città con i suoi organismi, con la sua amministrazione e naturalmente le sue istituzioni regionali, portuali, che deve a questo punto procedere attraverso quello che è. Quindi è importante che la mia presenza non vada al di là di quello che deve essere, semplicemente una presenza che oserei dire sostanzialmente affettiva. Grazie.